Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi cosa riserva il destino e gli astri, a grandi linee ovviamente, ai nati del 9 gennaio, ma prima di addentrarci in questo approfondimento vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale e di raggiungerci nei nostri gruppi e nei canali social che gestiamo insieme, il Marietto Veneziano ed io, di cui comunque vi lascio il link in descrizione a questo video. Vediamo dunque cosa riserva il destino ai nati del 9 gennaio. Abbiamo, tanto per cominciare, al solito il dominatore del mese per tutto il mese di gennaio è la costellazione Acquario, alle cui spalle abbiamo Saturno. Di questo ho già abbondantemente parlato anche in altri video, però immagino che se state guardando questo perché richiamati dalla data, non saprete dunque che questo dominatore comunque porta degli influssi benigni, di comunque sacrifici e grandi sfide che però portano una riuscita. L'apertura è sempre verso i mondi dell'individualismo, ma non l'individualismo egoistico, quanto di un'affermazione avveniristica, futuristica della società. C'è un'apertura comunque rivolta verso le nuove tecnologie, gli approfondimenti, anche i miglioramenti e il progresso appunto in linea globale. In questo giorno però abbiamo la costellazione Cancro che apre come prima costellazione visitata dalla Luna e dunque apre i giochi, ma è una costellazione che viene visitata due volte in questa giornata, dunque viene considerato di secondo fluido questo nato. La nascita dunque nel 9 gennaio porta degli ostacoli molto importanti da superare. Abbiamo già visto appunto che la costellazione Acquario indizia in questa direzione grandi lotte e la costellazione Cancro dice anche in quale ambito esattamente. Sicuramente si tratterà di difficoltà di tipo economico. È possibile infatti che questi nati conoscano veramente delle grosse difficoltà che dovranno superare con ogni mezzo, ovviamente lecito si intende, ma si consiglia comunque a questi nati di non farsi garanti di nessuno, né parenti né amici, perché purtroppo le costellazioni che sono in gioco rivelano come con ogni probabilità facendovi garanti perderete i vostri beni. Dunque è bene che vi tiriate indietro, sebbene magari dal vostro buon cuore, di cui siete comunque generosamente dotati, vi sembrerà assolutamente male dire di no o tirarvi indietro, però purtroppo dovrete pensare al vostro futuro. Infatti questa doppia costellazione Cancro, ovviamente, che è la vostra stella capo, ma che, come ripeto, compare due volte all'interno del quadrato di nascita, e cioè l'elenco delle costellazioni attraversate dalla Luna in questa giornata, indica appunto che bisognerà essere previggenti per il futuro soprattutto, e dunque mantenere sempre da parte qualcosa in previsione di tempi duri. Mi raccomando, è importante appunto per voi. Un altro aspetto da considerare in questa giornata è un po' la volubilità nei confronti di una spiritualità che comunque si ritiene importante e soprattutto per via della costellazione Sagittario che segue subito dopo la prima. Dunque, per quanto riguarda l'aspetto caratteriale, questi nati risultano simpatici, le donne di ottima linea ben sviluppata, è possibile appunto che abbiano un petto importante, si può vedere anche questo dalle costellazioni. Dunque le donne risulteranno formose ma di bella linea. Molto suscettibili e vulnerabili questi nati, soprattutto ai commenti o ai non complimenti che possono ricevere o non ricevere. Dunque,
In particolare, tornando al discorso delle possibili difficoltà economiche, dovrete fare attenzione soprattutto negli anni 34, 40, 46. Evidentemente potranno appunto manifestarsi delle situazioni, in particolare in seno al ramo familiare, così come vuole la doppia costellazione Cancro, e possibilmente sarebbe appunto il caso appunto di tenere a mente queste date e valutare bene come organizzarsi e pianificare per il futuro. Questi nati comunque sono molto sensibili, hanno un atteggiamento molto distinto, signorile, sono intelligenti e originali, un po' volubili, come abbiamo detto, e fantasiosi. Bene, diciamo che questo più o meno sono le cose principali. Posso accennare anche al fatto che la doppia presenza di cancro con opposto leone fa comunque riflettere sulla possibilità che possano verificarsi stati infiammatori oppure che sia necessario appunto attenzionare lo stomaco e fate attenzione che magari gastriti non mancheranno. Vi ringrazio comunque per avermi ascoltato fino a qui, mi raccomando non perdetevi le prossime condivisioni e iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano, iscrivetevi anche al mio canale se ancora non l'avete fatto. Vi ringrazio e ci sentiamo insomma alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.